Ben ritrovati, siamo nella seconda parte di Love. Oggi stiamo parlando di noia, quindi noia all'interno del rapporto, e vediamo dal nostro dottore Emilio Gerboni come si potrebbe affrontare o quali sono le dinamiche. Allora, nella prima parte quindi abbiamo visto insieme ai nostri carissimi ospiti un po' quali sono, come loro un po' Certo. vivono la noia, e innanzitutto risulta evidente come per qualcuno sia una sorta di guerra, no? Quotidiana, no? Quindi un rapporto di combattimento, no? Con qualcosa da scacciare, ma come anche, diciamo, come può essere un'opportunità di crescita, nel senso quindi di trovare attraverso il muoversi verso nuovi stimoli, nuove varietà, potersi esplorare, poter scoprire anche all'interno della coppia, quindi di conoscere dei punti di contatto che magari non sarebbe stato possibile verificare o esplorare senza questa forza, diciamo, che ci spinge a muoverci. Sicuramente un aspetto che poi è stato sottolineato giustamente da Pietro è il fatto che la noia spesso viene vista come cioè il fare come inazione, mentre invece spesso è la routine anche del fare, cioè quindi Certo. dell'attività, quindi non riguarda lo stare fermi in sé, ma più che altro il variare, quindi il variare, l'alternare stati diversi può essere un'ottima cosa. Quello che aggiungo a questo discorso è che spesso si va a vedere poco la qualità dello stimolo, nel senso che più è significativo lo stimolo, quindi è meno qualcosa di sempre sul discorso dell'interesse, però l'interesse vuol dire qualcosa di significativo per noi e non qualcosa, un passatempo. Quindi passare il tempo già a me personalmente mette noia come concetto, no? Passare il tempo, sembra che sia, dobbiamo farlo passare e non utilizzare ogni secondo, no? Per fare qualcosa veramente da cui trarre qualcosa di importante, e quindi anche il concetto di profondità. È ovvio che se facciamo quindi sempre nella coppia la via è la profondità, perché altrimenti risulta anche ovvio cambiare partner. Assolutamente. È l'opportunità di approfondire che Secondo dà la me, coppia. Emilio, correggimi se sbaglio, secondo me quello che bisognerebbe affinare per contrastare la noia è un po' l'ascolto, nel senso che giustamente dicevi tu, se uno si focalizza su che cosa dobbiamo fare, che ne so, andiamo a fare salsa, iscriviamoci a un corso di Kung Fu piuttosto che di cucina thailandese, chi se ne frega, cioè se il nostro partner in quel momento ha bisogno invece di un altro tipo di stimolo, come per esempio un massaggio a casa con la candela e la musica, ma perché non farlo? Quindi giustamente per me hai centrato proprio completamente il punto, è che molto spesso si cerca di fare una programmazione di cosa fare e non di quello che invece fa star bene la coppia insieme, quindi una condivisione anche di niente o di cose piccole. Certo. Io ricordo uno dei giorni più belli è stato cercare di fare il sushi a casa, con riso, alghe, cose, una cosa che ci appassionava in quel momento entrambi, è stato un fallimento, però io mi sono divertita. Esatto. Cioè, è una stupidaggine. E a maggior ragione bisogna sottolineare un'altra cosa, l'idea che si debbano fare attività straordinarie, cioè fuori dall'ordinario, per uscire dalla noia, e questo poi lo si rivede nelle problematiche di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, come attività assolutamente irrazionali, folli e anche dalle conseguenze pericolose, come possono essere il bere in eccesso, quindi legato all'uso di sostanze o altre cose. O lo scambio di coppia. Che non stiamo qui ad elencare. Che viene definito appunto Scusate, come... a me sorge naturale una domanda, ma abbiamo mai pensato se noi stessi ci veniamo a noia? Perché parte tutto sempre da noi, cioè noi guardiamo sempre l'aspetto di coppia come se fosse un qualche cosa al di fuori da noi. Invece la coppia parte esattamente da noi stessi certo, e siamo il noi ci 50%. veniamo a noia. Nel momento in cui compiamo gli stessi gesti tutte le mattine, tutti i giorni, perché lo facciamo? È una forma di metodo o è una forma di sicurezza nostra interna? Perché noi invece non cominciamo a pensare noi
a crearci, a non venirci a noia. Perché questo si ribalta direttamente, inevitabilmente sulla coppia e quindi sull'altro. E quindi nel momento in cui noi non ci veniamo più a noia e quindi magari compiamo delle cose che ci fanno piacere e non ci annoiano, alla fine si ribalta sulla coppia. Quindi non è un fatto esterno a noi stessi, ma interno. E quindi la coppia a quel punto ha modo di compiere delle cose che sia a letto che fuori dal letto. A quel punto si compiono delle cose che alla fine rendono la coppia più interessante e la coppia stessa, i membri della coppia, non hanno bisogno di andare a ricercare delle cose esterne per non avere a noia. Vuol dire che se le vanno a cercare presso altre persone, loro stessi non sono in grado di togliersi dalla propria noia. Verissimo, infatti uno dei segreti dell'innamoramento, delle prime fasi del rapporto, c'è proprio la sorpresa. Quindi se noi riuscissimo in qualche maniera a sorprenderci e a non interiorizzare per forza l'altro come se fosse parte di noi, secondo me qualcosina riusciremo a fare anche in itinere. Sentiamo Nicolas, che qua insomma è l'emblema, Emilio, della storia più lunga all'interno del nostro studio. I 4 anni che insomma, 20 anni non sono mica pochi, esatto. Che buona memoria. Sì, scusa. Vabbè, partendo dal presupposto che ho un'agenda 16x24 che è abbastanza piena di impegni settimanali, eccetera, la domenica è il giorno in cui riposo meno, per dire. Diventa quello una noia, come dicevamo prima, no? L'attività reiterata, i tanti impegni di studio e non di studio, eccetera, e il rischio ovviamente in questo quinquennio ormai è sempre alle porte, il rischio appunto di far sì che sopraggiunga la noia per tanti motivi differenti. Vorrei portare un esempio pratico. Mi viene con le telefonate. Allora, dati i vari impegni di studio, i vari impegni extrascolastici, eccetera, di entrambi, avevamo iniziato in un certo periodo a telefonarci allo stesso orario tutti i giorni, perché era l'unico orario, grosso modo, che sapevamo di essere liberi e tranquilli e nel quale appunto c'era anche, insomma, non 10 minuti, anche un pochino di più, dove potevamo appunto confrontarci sulla giornata, eccetera. Questo a lungo termine portava delle sclerate pazzesche, quindi nella sostanza, insomma, c'era questa sorta di input ormai inconscio di telefonare, arrivare lì, allora cosa dici? Ah, io niente. Cosa dici? Ah, io niente. Insomma, stavamo al telefono a non dire niente, a non fare niente. Quindi era diventata un'abitudine inutile che andava scardinata. Cioè, quello sì che era l'emblema della noia totale. Senza nulla togliere magari ad altre attività svolte assieme di qualsiasi tipo, uscire con gli amici, alcuni amici in comune, alcuni amici di compagnie differenti. Secondo me questo è un grande aspetto da tenere in considerazione. Assolutamente. Cerchi di amici assieme e cerchi di amici, diciamo, ognuno i suoi. E appunto, senza nulla togliere a tutte queste attività così, quelle telefonate hanno rischiato per un po' veramente di essere quel famoso pendolo leopardiano di noia totale, insomma, così. Ne so qualcosa, anche quando poi in realtà l'orario, quello stabilito, io mi le ricordo 13. Sì, io avevo le 12, mi ricordo, perché lui usciva da lavoro e mi chiamava quando usciva da lavoro e ovunque fossi, guai mai il mio telefono non prendesse, cioè mi appendevo a un albero pur di rispondere a questo telefono, perché poi sapevo di risentirlo magari dopo le 7:30 con tutta la ramanzina che mi portavo dietro, eccetera. Quindi diventano stupidamente delle cose prioritarie che in realtà sono due palle. Sì, nel senso sono che delle priorità farlocche, perché nella sostanza magari non sentirti per quella mezza giornata e sentirti la sera hai 1000 cose in più certo. da raccontarti, oppure non sentirsi proprio e poi dopo vedersi direttamente, ecco, quindi tante cose.
Emilio. Certo, diciamo che una delle cose che alimenta la noia è un po', in un certo senso, delle emozioni o sensazioni che sono molto legate alla noia, sono sicuramente quello dell'insoddisfazione, nel senso che l'insoddisfazione è proprio l'incapacità di provare piacere a prescindere da quello che si fa, cioè l'assenza del piacere, quindi in quel caso si tende a dire è il fuori di noi, un po' come diceva Simonetta, cioè ma questo non mi piace, ma questo non è, e sono gli altri che non sono abbastanza buoni per me. In realtà l'insoddisfazione è dentro di te, dovresti dire un po' questo. Delle volte anche delle radici molto profonde, questo senso di insoddisfazione. Il collegamento con la paura è spesso che se non ci si mette in gioco, e quindi per proteggere la coppia, ad esempio, per avere il bisogno di rassicurarsi, che è un'emozione molto forte, si tende a instaurare delle dinamiche come quella che può essere, no, di Nicolas, quella del chiamarsi alla stessa ora perché protegge, no? Crea un senso di sicurezza. Però poi non lo fai nel momento in cui hai veramente piacere o hai delle cose da dire che volevi veramente comunicare all'altro. Per cui si mette un mattone qua, e un mattone qua, e un mattone qua, e alla fine non si fa più niente perché realmente lo volevi fare o lo sentivi in quel momento, ma perché sei ingabbiato da questi automatismi e da queste abitudini. Certo, quella telefonata che sembra superficialmente il collante, quindi quel qualcosa che ti riporta al tuo partner, diventa frustrazione piena. Esatto, perché in quel momento non sai che cavolo dirti, dici caspita non abbiamo più niente da dirci, ma allora qua, poi la donna inizia non c'è niente da dirmi? Allora è tutto qua e quindi ti innescano quei meccanismi pazzeschi. A questo riguardo volevo raccontare un mio aneddoto di quando ci siamo rincontrati dopo tanti anni, nonché messi insieme con Simonetta. Nel mio precedente rapporto io ero abbastanza bombardato di telefonate, ogni 3x2 come si dice a Bologna appunto, dalla mia ex compagna, insomma, no? Che mi telefonava in continuazione. Quando stavi con lei? Quando stavi con Simonetta? Quando stavo con la mia ex compagna. Okay. E quindi io ricevevo telefonate in continuo: cosa fai, dove sei, con chi sei. Mi ricordo un film dove girava questo tormentone, cosa stai facendo, chi sei, con chi sei, ma mi vuoi bene, mi ami o non mi ami, ma quanto mi ami, ma quanto mi ami, esattamente, proprio quello. E quindi finito quel rapporto, iniziato il rapporto con Simonetta, che viva Dio invece è una persona normale, che mi telefona come tutte le persone normali quando ha bisogno, o anche solo per dirmi ti voglio bene o ti amo, che è una cosa sempre bellissima, gradita e bellissima. I primi tempi io ero completamente, appunto, la noia intesa come abitudine, le telefonavo io dicendo c'è qualcosa che non va, perché non mi stava chiamando, perché non mi chiami. Quindi quando partono queste abitudini diventano veramente noiose, ma nel senso di disturbanti, perché alla fine uno perde anche il filo della realtà, insomma, di cosa è la realtà e la normalità delle cose sostanzialmente. Assolutamente. Michele, vai Nicolas. No, volevo semplicemente dire che appunto per questo è bene che ci si confronti assieme e si scardinino queste cose, cioè vengano completamente eliminate per una cosa più naturale, ovviamente, cioè per dire che quella canonica telefonata alle 13 ovviamente è stata scardinata perché altrimenti non si poteva procedere. Come hai fatto a scardinarla? Ah, niente, ci siamo confrontati. Quando ci siamo accorti che nella sostanza si discuteva, come diceva lei, perché la donna dice, com'è che dice? Non c'è niente da dirmi. Cosa hai fatto stamattina? Ah, vabbè. E così, e quindi dopo dice, cioè, litighiamo per niente, discutiamo per niente. E quindi niente, dopo di lì tu cerchi di confrontarti e assieme si prende la decisione di dire sentiamoci quando abbiamo voglia di sentirci. Punto. Esatto. Io questo tipo di problemi non l'ho mai avuto. Infatti mica mi interessa troppo Michele, perché è out da ogni meccanismo. Sì, no. Sì, ma dico, quando ti annoi, che fai? Proponi la pausa di riflessione? No, potrebbe stare. No, in realtà, come molte coppie, quando mi annoio, magari, non so se siamo in fascia di orario protetta, però si punta a fare l'amore. Così, stiamo zitti e buonanotte. Esatto. Si cerca la complicità con quella persona senza dover parlare o cercare argomenti in comune, che è una cosa tristissima perché ci sono delle coppie che puntano solo a quello, nel senso che
magari si vedono, ciao amore, ciao come stai, poi si chiudono in camera per delle ore È e dopo risolto quando il devono problema. parlare tra di loro o parlano davanti alla televisione commentando programmi un po' abbastanza demenziali oppure rimangono in silenzio, vanno a dormire. Io ne conosco tantissime di queste generi di coppie e queste si annoiano veramente tanto, cioè queste sono veramente le coppie che si annoiano, perché sostanzialmente è bello far l'amore, per carità, è una cosa stupenda, però non si può usare come escamotage A tutto il resto, a tutto il certo, resto, assolutamente. Ma pensate a quanto è triste. Io la prima cosa che, Emilio, poi io vorrei un giorno che ci facessimo un giro tra le varie occasioni di simposio e socialità del mondo, perché la cosa che più mi crea imbarazzo, ma davvero, è quando sono al ristorante e vedo due che davanti al piatto, Sì. il sabato sera con l'acqua davanti e il risottino al radicchio, non parlano se non per chiedersi ti piace, è buono, vado un attimo in bagno, tornano, è finito, sì, paghiamo. Cioè, ma quante volte capita di guardarsi intorno, perché quelli vuol dire che l'unico momento è questo risottino ai funghi o al radicchio del sabato Rassegnati. sera, rassegnati, esatto. Sono rassegnati alla noia. E il brillo più grande è guardare le scarpe di quella a fianco, che magari per lui non gliene frega niente perché sono cose da donna, quindi proprio te ne rendi proprio, esatto, te ne rendi proprio conto di quanto in realtà a un certo punto non c'è neanche più voglia di raccontarti nulla. Invece quanto è bello quando uno ha un programma e a un certo punto si sta preparando eccetera, si guarda e dice ma sai che c'è? Ce ne stiamo a casa, e quindi sei già mezzo vestita, truccata, parrucchiere pronto, invece la voglia di cambiare anche un programma. E poi lei ti dall'altra dice, lo parte. sai che ti ho preparato il risotto al radicchio? Radicchio. O al contrario, quando magari invece tutte le sere si sta a casa, una sera dice, beh, andiamo a mangiarci una pizza. Esatto, esatto. E quindi non ci vuole chissà che cosa, però, questo... No, la rottura dello schema, ecco, come abbiamo visto, è sicuramente un modo di rompere quella percezione, no, irrigidita, che appunto produce questa sensazione sgradevole, in questo senso proprio sgradevole della noia e della routine negativa, insomma. È terribile, è veramente terribile. Del vuoto privo di senso proprio. Esatto, che alla fine la donna inizia a rasarsi metà della testa per cercare di attirare attenzione, però lui proprio è interessato al radicchio e al risottino e quindi sti cavoli. No, infatti mi è capitato varie volte quando ero fuori a cena che magari appunto per cioè non combattere la noia, però per fare qualcosa così, magari mi voleva fare una sorpresa, così mi voleva portare fuori a cena e vedevo coppie accanto a noi che non parlavano, guardavano il Niente, piatto sì, sì. e io gli dicevo proprio, hai visto quelle coppie, cioè quella coppia là è Terribile. tristissima, per fortuna che noi non siamo così, poi vabbè io sono logorroica, lui è uno che ascolta molto, quindi ci compensiamo a vicenda, la cosa è positiva. Però comunque si cercano sempre degli argomenti nuovi di cui parlare per combattere la noia, oppure anche, che so, un giorno mi viene l'idea di fargli un dolce, così a lui vabbè piace mangiare, e anche a me però. Una cosa che abbiamo in comune, anche questa. Dimmi niente, sai quante sagre si possono fare insieme? Infatti ne abbiamo girate, inizialmente era un interesse in comune quello che, vabbè. Oddio, mi sono scordata quello che stavo Niente, dicendo. mi prepari Ti un piace dolce. mangiare? Ah sì, no, perché a parlare di tante cose poi mi scordo. E quindi magari per sorprenderlo, dato che so che a lui piacciono i dolci, gli piace mangiare, gli faccio una sorpresa, gli preparo un dolce, comunque è una piccola cosa, però a lui fa piacere. Assolutamente. Così senza una motivazione, il compleanno, una festa, San Valentino. Anche il San Valentino per me è un giorno come tutti gli altri, Certo. perché comunque cioè, noi ci festeggiamo ogni giorno se voglio gli posso fare una sorpresa, lui la fa a me, non c'è bisogno di un giorno particolare. Assolutamente, sono d'accordo, anche perché nella prospettiva di passarci una vita, se uno dovesse farsi insomma il casellario del giorno in cui si va lì e in cui si va là, buonanotte. Vedi, un'altra cosa tristissima sono le persone che si vedono una volta alla settimana e vanno al cinema, dove non c'è un momento di confronto meno di zero e poi
capito? È tardi, magari ci va il secondo spettacolo, così poi magari mi si addormenta pure e allora poi A la me piace riporto a casa. tantissimo. Ma a me pure, per carità, però se devo confrontarmi col mio partner e mi propone per 7 mesi di seguito il sabato sera al cinema, io 2 domande me le faccio, magari la mia voce non gli piace molto, quindi sai com'è. No, capita che magari ti senti per una settimana al telefono via messaggio, una volta che mi Esatto. senti talmente tanto che dopo dici va bene, andiamo al cinema. Andiamo al cinema, che tanto ci siamo detti tutto. Esatto, ci siamo detti tutto e può capitare. Sì, prego. No, invece una cosa che a volte facciamo per combattere la noia, dato che noi al telefono non ci sentiamo mai, proprio perché anche la routine dello stesso orario, poi non si ha niente da dire, cioè meglio non sentirsi, poi quando ci si vede si parla. Certo. Per combattere la noia a volte ci diciamo andiamo a fare una passeggiata, così parliamo di tutto, anche quello è un modo per combattere la noia. Se 2 persone comunque hanno degli argomenti di cui parlare, non si sentono sempre o comunque non si sentono mai, se io ho voglia di dirgli qualcosa magari gli mando un messaggio, oppure anziché sentirci al telefono ci vediamo, piuttosto che stare 1 ora e mezza al telefono in silenzio, cioè piuttosto vediamoci, comunque gli argomenti poi vengono fuori, si spera. Vabbè, io sono logorroica, quindi il problema non ce l'ho, però. Io anche, anzi, ultimamente poi quando adesso mi capita, fortunatamente ho capito che tanto devo stare con qualcuno del mio settore, quindi quando non c'è più molto da dire ci si butta sul lavoro e lì a iosa, quindi si va come i treni, quindi ci sono anche dei piccoli escamotage. Siamo in conclusione, che cosa possiamo... Dai 5 consigli per 5. affrontare e combattere la noia. Mannaggia, ne avevo pensati 12, allora adesso devo restare. No, allora, intanto non mangiate il risotto al radicchio risotto perché al porta radicchio. sfiga. Quindi... Esatto, niente risotto al radicchio, no, a parte che anche la logorrea può essere noiosa, secondo la teoria Santa Maria, di verissimo, Pietro, verissimo. ecco, riprendiamo. No, diciamo questo, che sicuramente qualcosa da evitare è quello di, come abbiamo detto, di fare troppe cose per riempirsi, per combattere la noia, no? Quindi già iniziamo a cambiare il linguaggio, no? Ho visto che la nostra Filomena già stava iniziando a entrare in un'ottica diversa, mi fa piacere, però delle volte ci si complica la vita pur di superare la noia. Uno dice, quanti problemi ho da risolvere, madonna mia, 5 amanti, 12 relazioni, Verissimo. 15.000 cose. È tutto problematico perché per sfuggire a qualcosa, quindi si creano dei problemi questo è molto pericoloso. Invece sicuramente andiamo alla radice della questione, cerchiamo di fare qualcosa che veramente ci piaccia e soprattutto la noia dipende molto dalle lenti, non tanto dalle cose che sono fuori di noi, ma dalle lenti nostre che indossiamo. Quindi prima vediamo da che punto di vista stiamo osservando ciò che abbiamo di fronte. Chiudo con una battuta che mi è venuta adesso in mente, sulla bellezza delle donne, ad esempio, c'era, non mi ricordo chi, però la battuta diceva questo, che le donne belle servono per gli uomini privi di immaginazione. Quindi quelli era Oscar Wilde, vabbè, quindi lui ci ispira sempre su queste cose, no? Quindi chi ha l'immaginazione non ha bisogno di stimolo, è lui che ci mette tutto fuori. Io aggiungerei che la bellezza in realtà è negli occhi di chi riesce a vederla, quindi vuol dire che una persona che ci suscita stimoli automaticamente è più bella. Perché? Perché è più interessante, quindi tanto la bellezza prima o poi, ragazzi. Buonanotte, buongiorno. Grazie Bene. infinite al dottor Emilio Gerboni, preziosissimo, e ai nostri ospiti che ci hanno dato un po' di loro, e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, vi auguriamo un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Grazie a Paola, grazie a Emilio e grazie ai nostri ospiti. Tra l'altro vi ricordo che se volete partecipare, se avete delle domande da porre ad Emilio e a Paola, potete mandare un'email a programmi@di-altotv.net. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi do appuntamento a domani. Domani, come ogni mercoledì, parliamo di stile assieme a Valentina con Style, è il nome della rubrica. E parliamo di fashion party, vale a dire come vestirsi per un fashion party. Poi Valentina ci insegna a realizzare una maschera rinfrescante, e per la nostra rubrica Wedding Style l'idea giusta per decorare dei tovaglioli per un matrimonio, ovviamente. A domani allora.